Tacitelec a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Sua Santità Dalai Lama assicura al pubblico di essere in buona salute. Sua Santità Dalai Lama si congratula con il premier canadese Trudeau per la sua vittoria elettorale. Il rappresentante Ngod Tsering partecipa al vertice C3 del 2021. Il Parlamento europeo esprime preoccupazione per i programmi di lavoro in Tibet. La delegazione dell'Ufficio di Coordinamento India-Tibet e i gruppi di sostegno al Tibet fanno una visita di cortesia al primo ministro dell'Arunachal. Parlando dell'importanza di mantenere la pace della mente per il benessere fisico, mercoledì scorso Sua Santità Dalai Lama ha assicurato al pubblico la sua buona salute. Just this morning, I checked by Tibetan doctor as well as modern doctor. They find my physical condition very good. So I believe not only just medicine, but my way of thinking, always peace. And on the basis, we all, bigger level, entire sentient being. And smaller level, we on this planet, we all same. So peace of mind really immense help to create healthy body. Sua Santità stava parlando a un gruppo di studenti, docenti e alcuni ospiti della Monmouth University sull'interconnessione tra felicità, salute, benessere e futuro della Terra. Durante il discorso Sua Santità ha sottolineato il raggiungimento di una pace genuina in un mondo demilitarizzato e ha detto che dovremmo semplicemente dire basta alla produzione e alla vendita di armi. We human being, 1,000 years, we human being created weapon. But sometimes we call that weapon for peace. But actually, the very sort of work, because the responsibility of a weapon is kill. So therefore, in the past human history, without a weapon, I think world can be more peaceful. Sulla vittoria elettorale del partito del primo ministro canadese Justin Trudeau, Sua Santità Dalai Lama si è congratulato con il primo ministro e ha espresso il suo apprezzamento per aver guidato il Canada di fronte alle sfide poste dalla pandemia e nell'attuazione della politica di azione compassionevole, accogliendo persone vulnerabili da parti del mondo in difficoltà per motivi umanitari. Il Partito Liberale del primo ministro canadese ha vinto le elezioni nazionali del Canada martedì scorso. Il rappresentante dell'Ufficio del Tibet, Ngod Tsering, ha partecipato al C3 Summit 2021 che ha visto discussioni sullo stato attuale della pandemia e della sanità globale presso l'Union League Club di New York lunedì scorso. Il rappresentante Ngod Tsering è stato inviato da Dame Muni, CEO e fondatore di Art for Peace. Durante il summit ha incontrato molti diplomatici e leader della sanità globale, tra cui Gloria Keynes, inviato speciale delle Nazioni Unite. Il segretario dell'Office of Tibet Washington DC, Tashi Dondup, ha partecipato al primo Möllam Vajrayan tenutosi negli Stati Uniti sabato scorso. Si ritiene che il Möllam sia il primo del suo genere, progettato per includere le 4 comunità Vajrayana di Kagyu, Nyingma, Sakya e Gelug, nonché le tradizioni Theravada e Mahayana. A causa delle linee guida in merito al Covid-19, all'evento hanno partecipato solo pochi ospiti speciali e partecipanti ordinati, mentre circa 30.000 persone si sono unite alla cerimonia di preghiera online. Il Tibet Bureau di Ginevra ha testimoniato sulla situazione dei diritti umani in Tibet davanti ai parlamentari svizzeri durante la sessione autunnale del Parlamento lunedì scorso. A nome del popolo tibetano, l'ha detto l'advocacy dell'Ufficio Tibet di Ginevra, Kalden Somo, ha evidenziato le violazioni sistematiche dei diritti fondamentali dei tibetani sotto la leadership cinese, fin dalla brutale occupazione del Tibet da parte della Cina nel 1959.
il Gruppo parlamentare per i diritti umani, in collaborazione con il Gruppo parlamentare per il Tibet, il Gruppo parlamentare dell'amicizia Svizzera-Cina e il Gruppo parlamentare Solidarietà Internazionale, ha ospitato l'udienza dal titolo Attuazione coerente della strategia Svizzera-Cina, il ruolo del Parlamento nel rafforzamento dei diritti umani, alla quale hanno contribuito i relatori di diversi settori. Caldensomo ha anche invitato le Nazioni Unite a valutare le politiche di sviluppo top-down della Cina e il suo impatto sull'altopiano tibetano durante la 48esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, attualmente in corso. Notando gli sforzi della Cina all'interno del sistema delle Nazioni Unite nel minimizzare l'universalità dei diritti umani e la distruzione guidata dallo Stato in nome dello sviluppo, Caldensomo ha sollecitato il relatore e il Consiglio a valutare l'impatto ambientale dello sviluppo in Tibet. The rapporteur and the Council's attention on China's top-down developmental policies and its impact on the Tibetan Plateau is long overdue. Under the guise of poverty alleviation and development, Tibetans' rights have been systematically violated by China. Over 2 million Tibetan nomads have been removed from nomadic grasslands. A prominent Tibetan environmentalist, Karma Santo, is currently serving 15 years of imprisonment under trumped charges. The land rights defender Anyat Senta is jailed for 7 years for defending the rights of Tibetan nomads. China's continued crackdown on rights defenders and environmentalists is concerning. In short, China has brought more destruction than development. If this council continues to let China downplay human rights and emphasize state-led development, the fundamental values and the credibility of this council is at stake. Therefore, we urge the reporter and the council to assess the environmental impact of development in Tibet Autonomous Region and adjacent areas. Thank you. La 48esima sessione del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite è iniziata il 13 settembre e si concluderà l'8 ottobre. Giovedì scorso il Parlamento europeo di Strasburgo ha espresso grave preoccupazione per i rapporti sui programmi di lavoro in corso in Tibet e ha chiesto il libero accesso alle zone tibetane per diplomatici e giornalisti. La relazione sulla strategia UE-Cina, adottata dal Parlamento europeo, critica e chiede alla Commissione di esprimere la sua preoccupazione per l'ordine numero 15 della Cina, che richiede che i religiosi, compresi leader buddisti e leader cattolici, sostengano la leadership del Partito Comunista Cinese, e chiede ai leader dell'UE e dei suoi Stati membri di rifiutare gli inviti alle Olimpiadi invernali di Pechino del 2022, a meno che la situazione dei diritti umani in Cina e Hong Kong non migliori. Il membro del Parlamento europeo Hilde Woutmans ha condannato con forza le azioni dei paesi europei che stringono legami con la Cina per vantaggi economici e che chiudono un occhio sull'ambiziosa agenda politica della Cina e sulla sua politica estera sempre più aggressiva. China is indeed a very interesting trading partner, and it's great for European business that many Chinese are now able to afford German cars, French wines, Nathalie, and Italian fashion. But economic gains should not make us blind to challenges the Chinese Communist Party is posing to the liberal world order. Una squadra della delegazione guidata da Jigme Tsultrim, coordinatore dell'ufficio di coordinamento India-Tibet di Delhi, ha fatto visita all'onorevole primo ministro dell'Arunachal Pradesh, Shri Pema Khandu, nella sua residenza a Tawang lunedì scorso. Jigme Tsultrim, capo della delegazione, ha informato il primo ministro Khandu sulla prossima visita dei Sikh Penpazzeri nel nord-est, compreso l'Arunachal Pradesh, al quale il primo ministro Khandu ha assicurato di estendere tutta l'assistenza necessaria per facilitarne la visita ed eventuali programmi. Il team della delegazione era composto appunto da Jigme Tsultrim, Sri Sumyadip Datta, convener regionale del Core Group for Tibetan Cause, Sri Wangdi Dorje Krimi, presidente del Bharat Tibet Sayog Manch in Arunachal Pradesh, Sri Lundup Chosang, presidente del Bharat Tibet Sayog Manch nel distretto di Tawang, Yangdup, funzionario dell'insediamento tibetano, Tenzin e il signor Chisatsela, segretario dell'ufficio e coordinatore dell'ufficio di insediamento tibetano a Bondila. Questa visita faceva parte dell'agenda fissata nella riunione preliminare dei gruppi di sostegno al Tibet tenutasi a Guwahati in Assam il 30 luglio. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.